Oggi è la giornata nazionale contro il dolore, anche da Agrigento un gazebo. L'ISAL ha organizzato appunto questa giornata per raccogliere fondi, ma soprattutto per sensibilizzare, per lanciare questo messaggio. Per diffondere la cultura contro il dolore. Ormai tutti sanno che c'è una legge, la legge 38 e poi il decreto regionale che ha recepito, che sancisce la nascita di una rete per la terapia del dolore e una rete per le cure palliative. Finalmente, cioè, il cittadino, il malato ha diritto all'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Ma non solo questo, sancisce anche che va assistito dal punto di vista medico, infermieristico, sociale, psicologico, spirituale. Molti dolori sono inutili e non vanno assolutamente accettati. Tra questo per esempio consideriamo il dolore preoperatorio, intraoperatorio, post-operatorio, il dolore nel parto, sono dei dolori che non hanno logica e senso. L'impegno di ISAL anche ad Agrigento in tutta la provincia è di contribuire ad eliminare e superare il dolore inutile. Come fare? Allora, come fare? Intanto noi abbiamo un centro specializzato che è in ospedale nell'azienda San Giovanni di Dio, dove esiste già il centro di terapia del dolore. C'è l'obiettivo sia come ISAL in collaborazione con l'ospedale ma anche da solo come ISAL di aprire dei centri specializzati con tariffe controllatissime in maniera tale che ogni cittadino possa accedere alle terapie del dolore senza grosso sacrificio economico. Come risponde la gente? Ma io devo dire che stamattina siamo veramente contenti tutto il gruppo di lavoro perché Agrigento sta rispondendo benissimo e addirittura da altri dati che abbiamo su altre piazze decisamente migliore sarà anche per il grande aiuto che voi come televisione altri mezzi di informazione ci state dando, perché ci viene detto anche poco fa che le persone sono qui presenti perché hanno visto la trasmissione dall'emittente da TV. Questo ci fa veramente piacere e vi ringraziamo pubblicamente per l'aiuto che ci state dando in questa giornata nazionale contro il dolore.